ha dato 80 euro in campagna elettorale un giorno prima, ha fatto praticamente ha regalato, penso, qualche felpa nuova a Salvini, ha fatto 1 milione di tweet e poi non ha fatto nient'altro. Però io devo dirlo ai cittadini di quello che succedono le cose. Io quando parlo con queste persone vivono in un mondo che non esiste. Loro parlano di risolvere il problema energetico italiano dando soldi all'Ilva, un'azienda decotta che non funziona più. Invece noi troviamo altre soluzioni come il Kitegen, che sono soluzioni innovative fatte da aziende italiane che però nessuno mai mette in moto. Probabilmente le venderanno all'estero queste aziende italiane. E la stessa cosa, quando parlano anche di commercio, loro continuano a parlare di cose di cui non sanno. Il commercio si sta spostando verso i paesi dell'Arabia Saudita oppure verso il nord, quindi si sta spostando da nord a sud. Da queste parti sta andando il commercio. Loro parlano ancora di corridoio 5 che è da est a ovest, sono completamente sballati, fuori dalla realtà. Avremo nei prossimi anni un incremento di decine di milioni di turisti che verranno dalla Cina e vedranno dalla Russia. L'Italia nel 2005 era il primo paese per il turismo. Oggi in 10 anni abbiamo buttato via tutto e siamo arrivati 18esimi. Uno dei motivi è anche per la mala politica. Questo non lo diciamo noi dei 5 Stelle, lo dice Confindustria. Ora, noi abbiamo dato delle soluzioni, potrebbe essere lo sviluppo dell'information technology potrebbe veramente aiutare il turismo. Addirittura ci sono ricerche dove mettendo €1 in quel settore se ne possono recuperare 4. Provate ad andare su Google, sul sito dell'Irlanda, della promozione dell'Irlanda, si chiama ireland.com. L'Irlanda ha 3 pecore, 2 birre e 4 sassi. Vi viene voglia di andare in Irlanda. Provate ad andare sul sito italia.it, costato 50 milioni di euro, poi buttati via, vi viene voglia di andare in Irlanda. Mi fa schifo. Invece noi siamo qua che le spiagge dell'Emilia Romagna si fanno guerra con le spiagge del Veneto, con le spiagge della Puglia. Signori, con 800 euro io me ne faccio una settimana a Sharm el Sheikh. È questa ormai la scala in cui dobbiamo ragionare. Questi sono i nostri nuovi competitors. Però c'è una buona notizia, c'è un settore dove siamo primi e da poco abbiamo battuto la Romania. L'ha detto Transparency, siamo primi in corruzione. Allora, guardi, vi do 2 numeri: 60.000 detenuti nelle carceri. Sapete quanti sono per corruzione? 11, ma non 11.000, 11. Ed è questo lo Stato che sta combattendo la corruzione? Allora, anche dal punto di vista economico, imprenditoriale, quale azienda arriverà in Italia a investire? Arriveranno sempre i soliti, i furbetti del quartiere, sicuramente chi vorrà in qualche modo non giocare con le regole giuste. E quelle aziende che magari da loro, se fanno qualcosa, effettivamente devono pagare una pena, e qui sanno che tanto le cose possono essere fatte chissà che. E la stessa cosa, il concetto, l'analogia, è con quegli olandesi che da loro possono fare chissà che. Vengono a Roma a una partita di calcio, rompono la fontana del Bernini perché tanto che sanno che qui non gli fanno nulla e non pagano nemmeno il danno che hanno fatto. Io trovo che questo sia veramente uno schifo, che in qualche modo fotografa il nostro paese. Io in questo paese non ci voglio più vivere in queste condizioni. Io voglio vivere questo. Cosa, io vi dico sulla corruzione proprio dal punto di vista economico un paio di sfaccettature. Il mio avvocato che è in sala suda, lo vedo. Sì, perché io ho preso una querela. Allora, il sottosegretario all'economia con la delega ai giochi è un politico di Verona, si chiama Giorgetti.
In questi ultimi anni, con tutti i governi, il gioco d'azzardo è aumentato del 30-40%, addirittura dovevano le macchine dovevano 98 miliardi all'erario, nessuno l'ha pagato di questi, qualche centinaia di milioni. E lui è sempre stato là. Guarda caso, e qui vedo il mio avvocato che mi fa segni così, guarda caso esce un articolo dove si diceva, si ipotizzava, devo stare attento con le parole, che Giorgetti si volesse dimettere da deputato per andare a fare il dirigente in Lottomatica. C'è un gran conflitto di interesse, ecco dove può essere in questo modo la corruzione. Ormai non è più salvo quelli che abbiamo visto prima, e il politico, vanno dal politico con i soldi, ma funziona in questo modo, funziona. E noi queste cose qua dobbiamo dirle ai cittadini. Vi racconto un altro esempio, dopodiché lascio la parola anche agli altri. Contraffazione. Ditemi un governo che è contrario, che dice in campagna elettorale io sono contrario al Made in Italy. Ma nessuno. A parte un po' quest'ultimo che avevamo 6 mesi, avevamo i soliti 6 mesi di presidenza della Comunità Europea e non è stato fatto nulla, perché quello che devono fare era promuovere il Made in Italy. Il Made in Italy non è come Made in Germany, Made in Sweden. È il terzo marchio riconosciuto al mondo, dopo la Visa e la Coca-Cola. Avercelo è una cosa che effettivamente dà valore aggiunto. E guarda caso, dati dell'Agenzia delle Dogane, cioè quelli delle dogane, quelli che fermano il materiale, i pezzi contraffatti negli ultimi 5 anni sono calati da 11 milioni a 1,2 milioni. Allora, o la contraffazione è finita, oppure c'è qualcosa che non va. Certo che c'è qualcosa che non va, È stata approvata una legge in cui si dice, attenzione, che il reato di fallace etichettatura, cioè imbrogliare secondo noi, non è più reato penale ma è un illecito amministrativo. Io pago una multa. Però, giustamente, perché? Io sono andato anche a chiedere, ma perché? Perché? Semplice. Perché ci sono quel 2-3% di grandi multinazionali lobby che magari sono quelle che sostengono il governo Renzi, che loro vogliono mandare la camicia fatta in Bangladesh, fargli una lavorazione, mettergli 2 bottoni, farla rientrare e metterci il marchio Made in Italy. Sono le stesse aziende che l'olio passa dalla Spagna e dalla Tunisia, arriva in Toscana, lo tagliano con l'olio italiano e gli mettono extravergine. La contraffazione deve tornare. Io mi sono messo all'Agenzia delle Dogane a fare una proposta di legge perché deve tornare un reato penale. È un imbroglio ai consumatori, è un imbroglio ai cittadini. Ultima cosa, io vi ho sempre raccontato le vittorie sulla delocalizzazione, sulle compensazioni delle cartelle esattoriali. Io ve la dico in anteprima, state attenti sul blog, perché grazie al Movimento 5 Stelle i nostri stipendi saranno messi su un fondo, si potrà fare del microcredito, circa 10 milioni di euro, a aziende start-up che vogliono nascere, oppure anche alle famiglie in difficoltà. Sono già stati fatti i decreti attuativi, diventerà operativo nei prossimi giorni. Questo è aiutare la gente. Io sono orgoglioso di rappresentare un cambiamento vero, ne vado fiero di portare le vostre idee, di parlare con voi, di portare le vostre proposte, perché il cambiamento arriverà e quando sarà arrivato, se tornate indietro a pensare, sembrava impossibile che ci fosse, ma è una cosa che arriva lentamente. Non pensate che 5 Stelle abbiano la bacchetta magica, ma ci arriveremo e io sono sicuro di portare avanti i nostri sogni, perché come ha detto Mandela, un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Mario 22. Mafia è stato
agiscono sul controllo dello stesso territorio. O si combattono oppure si mettono d'accordo. Michele Giarrusso. Mattia ha detto una cosa importante, si mettono d'accordo. Allora ve lo spiego io come si mettono d'accordo. Iniziamo da un dato di fatto. Purtroppo devo contraddirti, Mattia, mi dispiace. Il nostro caro Presidente del Consiglio l'ha fatta qualche cosa, non è vero che non ha fatto nulla, ha fatto tanto, ma non per i suoi cittadini, almeno non per tutti i cittadini, per qualche categoria privilegiata dei cittadini, e iniziamo a vedere quali. Innanzitutto, e anche qua devo darti un numero differente, non sono più 60.000 i detenuti, sono scesi, credo che siano fra 47 e 45.000, gli altri li hanno liberati tutti, con una serie di meccanismi che ora vi sto a dire, che sono stati la principale attività del nostro Parlamento nell'ultimo biennio praticamente. Si chiamano leggi svuota carceri, ne hanno fatte 4 praticamente, una dopo l'altra. La prima, sempre col motto ce lo dice l'Europa, ce lo chiede l'Europa, hanno previsto uno ulteriore sconto di pena. Voi sapete che c'è già nel nostro ordinamento, c'era già uno sconto di pena, ogni 6 mesi veniva abbonato 45 giorni ai detenuti che si comportavano bene, cioè quelli che non protestavano perché vivevano nella schifezza. Questo era il patto, no? Tu vivi nella schifezza, che sono le nostre carceri, non ti lamenti e io ti do 45 giorni di sconto ogni 6 mesi. Siccome 45 giorni di sconto era poco, lo hanno portato a 75 ogni 6 mesi. 75, giuro. 75 giorni di sconto ogni 6 mesi sono 2 mesi e mezzo. In 12 mesi sono 5 mesi. Poi vi rendete conto che questi per legge hanno praticamente dimezzato le condanne, cioè non è che hanno liberato quelli in attesa di giudizio, hanno liberato quelli che stavano scontando le condanne, abbonandogli 5 mesi ogni 12. Non si è mai vista una cosa del genere. E siccome questo non bastava a liberare tutti, hanno fatto un'altra norma. Questa norma prevede che se tu hai gli ultimi 4 anni di pena da scontare, non c'è bisogno che stai in carcere, perché hai ammazzato tutta la tua famiglia, hai ammazzato 10 persone, hai avuto 28 anni di carcere, ti ho dato con tutti gli sconti possibili e immaginabili, non li hai scontati 24, perché poi ti tolgono prima i 45 giorni ogni anno, ora te ne tolgono 75 perché si cumulano questi sconti, ti restano gli ultimi 4 anni dei pochi che hai scontato, e vabbè, te li puoi fare fuori. Giuro, hanno visto che gli ultimi 4 anni si possono scontare fuori dal carcere, ma non gli bastava però questo, nemmeno questo, hanno fatto un'altra legge che prevede che se tu vieni condannato fino a 4 anni non vai in carcere, perché dobbiamo mandarli in carcere, proprio che hanno rubato, hanno fatto, avete visto davanti che cosa ha fatto, hanno devastato l'Italia, sotto i 4 anni si va ai domiciliari e poi da là si esce, ci sono sempre i benefici, eccetera. Cioè, queste sono le norme e i favori che ha fatto il governo Renzi e la maggioranza berlusconiana piddina. Questi erano gli interessi, non l'interesse del paese, ma l'interesse di una particolare fetta del paese, quella che delinque. E ovviamente in questo ci dobbiamo mettere in primo luogo i politici, che sono i primi beneficiari di queste norme. Ma ne hanno fatta un'altra. Vi ricordate l'anno scorso noi abbiamo fatto la battaglia sul 416 ter. Bene, il 416 ter, il voto di scambio politico mafioso, hanno fatto una cosa che non ha precedenti nella storia del nostro paese. Hanno spacciato per un grande passo avanti nella lotta alla mafia una riduzione della pena del 42%. Cioè, giuro, hanno ridotto la pena per il voto di scambio politico mafioso nel minimo da 7, l'ha ridotta a 4 anni, è il 42%. Incredibile. Nessuno gli aveva chiesto di ridurre la pena, nessuno, non c'era tecnicamente nessun motivo. Se voi andate a chiedere a uno di questi mascalzoni il motivo, ma perché avete abbassato la pena? Perché c'era una questione, incominciano a arrampicarsi sugli specchi, dicono equità, era troppo alta la pena. Come troppo alta la pena? Quella pena c'era dal 1992, il voto di scambio politico mafioso, il 416 ter, era stato introdotto dopo l'assassinio di Giovanni Falcone, dopo pochi giorni.
hanno fatto? Hanno ridotto del 42% la pena, ma non bastava, non bastava. Lo hanno sabotato, hanno inserito un elemento che non c'era prima. Quindi non basta il voto di scambio politico-mafioso, no? L'accordo fra il politico e il mafioso per lo scambio del voto in cambio di favori, soldi, eccetera. No, adesso ci vuole un ulteriore elemento, il metodo mafioso. Che cosa succede? Succede che un tale, mi pare che si chiamasse Antinoro, che era il delfino di Totò Cuffaro in Sicilia, è stato intercettato mentre si accordava con 2 diverse cosche mafiose, 2, non una, per comprare voti in cambio di soldi. Addirittura forse sono i filmati, quindi viene condannato in primo grado, condannato in secondo grado, è pacifico, c'è la prova, se è andato là a incontrare con i boss, gli ha dato i soldi, gli hanno dato i voti, era così scarso che manco è riuscito ad essere eletto, non è stato eletto alla regione, però gli hanno dati, condannato primo e secondo grado. Arriva in Cassazione, sapete che è successo? Annullata la sentenza. Ad agosto del 2014 scrive la Cassazione e dice sì, è provato, il voto di scambio è provato, no? È chiaro, ci sono i filmati, le cose eccetera, però c'è stata la modifica. Ad aprile c'è stata la modifica, pochi mesi prima della sentenza. Quindi si applica la norma, dice, più favorevole. Quindi hanno fatto una norma più favorevole, non lo diciamo noi, dice la Cassazione. Quindi se non c'è la prova del metodo mafioso, che cos'è, dice la Cassazione, del metodo mafioso? Ci vuole la violenza o la forza. Quindi ogni voto che è stato comprato dal mafioso ci deve essere la prova che è stato conseguito con l'elettore accompagnato con le armi, spinto dalla minaccia, dalle violenze. Una prova che noi avvocati diciamo praticamente impossibile. Probatio diabolica si chiama, non si può provare, non è facile da provare, è quasi impossibile. Ma c'è un altro elemento, questo metodo mafioso deve essere dentro l'accordo, quindi il politico si deve accordare col mafioso perché gli dia i voti con quel metodo, perché se glieli trovano in un altro modo non è reato. Quindi dice la Cassazione, quello che prima era punito dalle norme penali, adesso dice è giuridicamente irrilevante. Quindi che questo Antinoro se ne andava dal mafioso e comprava i voti è allo Stato giuridicamente irrilevante se non c'è la prova del metodo mafioso. E certo, questo è quello che ha fatto Renzi e compagni, e l'hanno fatto di corsa. Ti ricordi, Mandi? Ma che fretta che avevano, ma che fretta prima delle elezioni europee, noi non capiamo, ma perché tutta questa fretta? Perché c'erano le inchieste in corso. Sapete, una grande inchiesta come quella di Mafia Capitale, come quella Emilia, che coinvolge centinaia di posizioni, qualche cosa trapela, tant'è che a Roma lo sapevano gli inquisiti, abbiamo il filo sul collo della procura, no? Quindi questi temevano che la procura mettesse le mani sui politici, sono corsi ai ripari, tant'è che su Mafia Capitale non c'è neanche uno inquisito per voto di scambio. E io vi ho sempre detto, dopo questa norma non ce ne saranno più, perché le procure sanno che non possono contestare quel reato, lavorano come fanno loro, gli contestano il concorso esterno. Che cosa ha fatto il procuratore di Bologna col candidato sindaco di Mantova del 2007? Gli ha contestato il concorso esterno, perché anche là sembra ci sia la prova che si accordava con i boss delle Endrine per avere i voti. Il GIP gli ha risposto: non c'è la prova del concorso esterno. Al nord è più difficile non far capire che i politici ormai sono organici delle cosche. Però gli dice il GIP, l'abbiamo saputo ora in commissione antimafia quando l'abbiamo ascoltati, non lo possiamo arrestare nemmeno per voto di scambio. Così ha detto il procuratore in audizione alla commissione antimafia, non l'abbiamo voluto arrestare nemmeno per voto di scambio, perché pur essendo provato, dice il GIP, l'accordo fra i due, che ci diceva il procuratore era a disposizione delle cosche, come dicevamo noi nella formulazione che avevamo scritto, no? Vi ricordate? Che andava punito il politico che si metteva a disposizione. Il procuratore ha usato quelle parole, era a disposizione delle Endrine, però dice il GIP manca la prova del metodo mafioso, non lo possiamo arrestare. È chiaro, questo è quello che hanno fatto. Quando Mattia diceva si mettono d'accordo, vuol dire esattamente questo. Noi in questo paese dobbiamo capire una cosa, dobbiamo capire velocemente. Questi
si stanno accordando con chiunque pur di rimanere al potere, e questo chiunque in questo momento sono la mafia e le criminalità organizzate di ogni genere e specie. Quello che andrebbe sciolto per mafia non è solo il comune di Roma, è il Parlamento. Bravo! Bravo! Ti adoro, Mario, un grande. Voi lo sapete, io sono un grillino, sarò esagerato. Sarà un caso questo del 416, un errore. Vi dico invece una strategia ben precisa. Noi abbiamo avuto il quarto provvedimento svuota carceri, quello ancora più grave, che è in itinere fra una Camera e l'altra, quello con cui vogliono definitivamente legare le mani alla polizia, alla forza dell'ordine, alla magistratura, riguarda la custodia cautelare. La riforma della custodia cautelare. Bene, abbiamo previsto al Senato, l'abbiamo inserito rispetto al testo originale, che la custodia cautelare sia sempre in carcere per mafia, per il 416 ter l'abbiamo fatto mettere per voto di scambio politico mafioso, e per l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Mi pare che siano cose gravi, cioè si tratta di reati la cui gravità è presunta dal codice. Questa è la formula che noi avevamo inserito, e quindi vanno messi in galera obbligatoriamente, cautelare. Bene, che succede? È arrivato alla Camera, no? Maglio, che è successo? Hanno tolto il voto di scambio politico mafioso e l'associazione finalizzata al traffico internazionale di droga dai reati dove è obbligatoria la custodia cautelare in carcere, e poi dite che non si sono messi d'accordo. Provato Ma che cosa vuol dire 40, questo? provato dall'altra mano. Vuol dire che questi vogliono delinquere senza rischiare nulla. E vi dico un'altra cosa, Mattia parlava di servi. Noi siamo al vostro servizio, perché siamo i vostri portavoce. In una democrazia, in un sistema serio, non malato come il nostro, al servizio dei cittadini sono le persone che loro mandano in Parlamento. Questi invece si sono fatti un'altra idea. L'idea è che i servi siate voi. Questa è la loro idea. Cioè che i cittadini di questo paese sono al servizio di queste persone per mantenere i loro privilegi, per mantenere i loro vizi, perché li abbiamo visti, ogni tanto escono cose che sembrano da film, no? Per mantenere qualunque cosa. Voi lavorate, faticate, sudate ogni giorno della vostra giornata col vostro lavoro per mantenere queste persone, quindi siete al loro servizio. E sapete perché io sono contento di essere qua questa sera? Perché io qua questa sera non ne vedo servi. Io non ne vedo servi, vedo uomini e donne liberi. Questo dovete andarlo a dire a tutte le persone che sono fuori da questa sala, perché la nostra è una battaglia di libertà, non è solo la battaglia del Movimento 5 Stelle. Questa è la battaglia di tutti i cittadini di questo paese che non vogliono più essere schiavi e servi di questa politica. Bravo! Paga il conto. Noi stasera forse lo perdoniamo. Viva! Informazione significa la prima cosa, penso, che deve fare un governo. Sì. Alberto Airola, grazie.
essere qua in piedi, riempiendo gli spazi che ancora ci sono disponibili. È veramente una rivoluzione questa, anche se appunto sui giornali ce l'avevo qua non perché lo stavo leggendo mentre parlava il collega Giarrusso, ma perché volevo ricordarmi 2 o 3 cose che ho letto oggi. Io ero in commissione giustizia con Mario, quindi confermo tutto quello che ha detto, poi per varie ragioni ho dovuto cambiare commissione, sono affari esteri, ma sono sempre stato nella commissione bicamerale, sono capogruppo del Movimento 5 Stelle in vigilanza RAI, e prima di questa avventura, prego scusami un po' più in centro, grazie, prima di questa avventura facevo l'operatore di ripresa, come questi ragazzi che stanno riprendendo. Ho lavorato per tutti, ero un libero professionista, non ero un dipendente RAI, però ho visto dall'interno come funziona l'informazione. E non solo, ho anche studiato a scuola, all'università, i sistemi, diciamo, di persuasione di massa che si usano, no? Toccherebbe partire dagli anni 30, da Leni Riefenstahl, dai film di propaganda nazisti. Abbiamo 80 anni di studi sociologici, semiologici, eccetera, eccetera, indirizzati appunto al controllo, all'informazione, ma anche al controllo e alla persuasione, all'indirizzo, alla manipolazione dell'opinione delle masse, no? Immaginate in 80 anni a cosa siamo arrivati, a quale raffinata e sofisticata macchina di controllo delle menti, diciamo così, fa sembra un po' di fare della dietrologia, ma in realtà perlomeno di indirizzo delle opinioni. Questo è assolutamente davanti agli occhi di tutti, perlomeno di chi appunto stasera non è davanti alla TV ma è qua. Immaginate che si è passati attraverso varie fasi, no? Perché si è unito tutto gli studi riguardanti la pubblicità, il marketing, e infatti quella di oggi, a cui siamo arrivati, che forse è una delle forme più raffinate di persuasione di massa, è fondamentalmente la vendita di un prodotto. Renzi è un prodotto, gli slogan, i tweet, poi chiaramente è arrivato internet, quindi tutto un altro modo anche di raggiungere le persone in positivo, ed è la grande rivoluzione a cui noi ci siamo attaccati, che abbiamo assolutamente cavalcato, perché è il modo per raggiungere, ma è anche da un altro punto di vista un altro strumento manipolabile. Pensate ai tweet, agli hashtag, a persone che parlano solo così, no? Cioè, si raggiunge un grado di superficialità in realtà, e lo vediamo nei talk show, no? Quando sentiamo la Picerni o la Bonafè o qualcuno di questi dire siete congelati, sì, ma perché? Cosa abbiamo fatto? Non avete fatto niente. Sì, ma quando dovevamo fare qualcosa non l'abbiamo fatto? C'è solo quando dovevamo fare il governo col PD, e tutto il resto, e tutto il lavoro che abbiamo fatto nelle commissioni, eccetera, eccetera, perché non viene fuori. Facile. Vediamo un po' cos'è questo mondo dei mass media. Cosa abbiamo? Abbiamo dei grossi gruppi, tra l'altro noi siamo un'anomalia assoluta nel mondo, non solo in Europa, nel mondo, perché non si è mai visto un paese dove non c'è una legge sul conflitto di interesse. Sentivate Mattia prima che diceva giustamente è ferma da 1700 giorni in Parlamento, forse anche di più, sicuramente da più di 20 anni, da quando c'era la possibilità, quando Berlusconi è sceso in campo bisognava fare subito, quel giorno lì, una legge almeno, averla già prima, ma averla. E non è un caso che siamo al 73esimo posto della libertà di informazione nel mondo, lo riporta Reporter Sans Frontières, che fa uno studio annuale. Eravamo saliti al 49esimo posto e siamo riscesi al 43esimo, 79esimo mi pare adesso. Comunque siamo tra la Moldavia e il Nicaragua, ecco, senza voler togliere nulla a queste due nazioni, però mi sembra che siamo un po' lontani da quello che in un regime democratico dovrebbe essere l'informazione, perché anche lì l'informazione è tutto. E quando ci dicono appunto sbagliate, non comunicate, dicevo, andiamo a vedere quali colossi abbiamo noi di fronte. Noi abbiamo Mediaset, Berlusconi, 3 canali, più svariati appunto altri strumenti, ma anche con internet, tutti si sono lanciati anche sulla comunicazione digitale, e abbiamo grossi gruppi editoriali che fanno capo a Confindustria, De Benedetti fondamentalmente, e Berlusconi, Mondadori. Tra l'altro è di oggi la notizia, appunto lo stavo guardando prima, che vogliono fare un'ulteriore grossa fusione nel mondo dell'editoria, e sono tutti un po' così, cioè concentrazioni spaventose in mano a una sola persona che
fa politica, che ha un partito politico. Allora capite che o noi, allora qui c'è una linea, no? C'è una linea oltre la quale noi non siamo più 5 Stelle, ma diventiamo uguali a loro, e una linea entro la quale non è per fare i talebani, cioè io me ne sono proprio accorto andando in Parlamento. Potevo piazzare mia sorella, mio cugino, l'azienda dei parenti, eccetera eccetera, oppure stare al di fuori del magna magna. Cioè è vero che noi lavoriamo politicamente, abbiamo dei dialoghi in commissione, lavoriamo sui testi, ma tutto quello che poi ti porta dei reali vantaggi sono tutto quello che noi non possiamo fare, cioè accettare soldi pubblici. Potevamo prenderci 42 milioni di finanziamento pubblico, prenderci delle TV, dei mezzi di stampa, dei palazzi, fare delle sedi, trasformarci in quello, forse avremmo avuto più successo. Perché? Perché saremmo diventati ricattabili, perché saremmo diventati come loro, per cui non saremo più. Questo è il prezzo da pagare, no? Cioè, o tu combatti come Davide contro Golia, o se diventi come Golia non puoi più combattere Golia. Perché? Perché ti dirà sempre su cui possiamo ragionare, abbiamo le nostre responsabilità, non lo metto in dubbio, assolutamente, ma siamo veramente minuscoli in confronto agli apparati che questi signori hanno. Allora, quando si dice non andate più di più in TV, sì, ci possiamo andare, evidente, perché infatti ci stiamo andando nei programmi potabili, ma vi assicuro che non è più una questione solo di informazione, è una questione emotiva, cioè è solo di dire va bene, ci siamo anche noi, i nostri attivisti, la gente che ci sostiene, vede che esistiamo, trae un po' di sostegno da questa presenza, da un Di Battista che o da una taverna che insomma li mette un po' in riga, ma di fatto la comunicazione all'interno di quei contenitori e di quei palinsesti è impossibile, perché stiamo sempre sul livello superficiale, perché è ovvio che Renzi non ci verrà mai a dire che cosa ha fatto, perché l'ha detto un signore all'inizio di questa serata. Cosa ha fatto poche cose per il popolo, forse nulla, diverse per le lobby che lo sostengono. Però in TV non ce lo dicono, in TV ci dicono che i giovani oggi lo ringraziano perché è passato il Jobs Act, scusate, anche che sì. Questo no, è quello, cioè nessun giornale esce in prima pagina, ho scritto bocciato il voto di scambio mafioso, proposto il testo di legge proposto dal Movimento 5 Stelle, condiviso da tutti i giuristi più onesti, insomma, più i procuratori, insomma, e nessuno scrive reddito di cittadinanza in discussione grazie al Movimento 5 Stelle. Nessuno lo scrive, scrivono queste cose qua, scrivono, questo è un articolo che è uscito sulla Stampa, bel giornale, io sono piemontese, io li ho visti quei leghisti di Cota, delle mutande verdi, li ho visti bene, poi forse qua avete un'altra percezione probabilmente, ma da me e a Roma mangiano la porchetta, insomma sono la stessa minestra. Però oggi è andato da Marchione, no? Renzi, bella coppia tra l'altro, e la Stampa, che è un giornalaccio di regime, la chiamiamola Busiard a Torino, scrivono comunque vada Renzi e la rivoluzione, comunque vada ha sepolto il mondo di ieri. Sì, beh, questa forse era l'unica che era sepolto. Un'energia esplosiva, cioè dice l'uomo nuovo oltre la destra alla sinistra, una meravigliosa, cioè tutto l'articolo dice una meravigliosa cavalcata renzianissima, è un giovane, sa accendere speranze, i giovani con lui sognano di nuovo. Cioè capite che questa roba qua non è informazione, questa è propaganda, e neanche gran parte della popolazione italiana cresciuta in 20 anni, poi qui c'è gente che giustamente ha i capelli, anche il cappello bianco, si ricorda la prima Repubblica, si ricorda come era prima, era un po' diverso, cioè sicuramente il ventennio berlusconiano, la TV commerciale ha cambiato, chi è nato in quel periodo ha una visione delle cose diverse, anzi io ringrazio i giovani perché hanno un livello di consapevolezza che pensate gli ultimi 20 anni non mi aspetterei, no? E qui internet ha fatto un gran lavoro,
però voglio dire, in questi ultimi 20 anni è stato anche creato un popolo recettivo esclusivamente a un certo tipo di messaggi, no? Poi in più la nostra vita è diventata più faticosa, cioè è chiaro che dopo 12 ore di lavoro, 10 ore arrivo a casa, mi siedo, accendo la TV, non vado su internet, magari non ho lo strumento, magari non mi arriva l'alta banda, perché poi l'Italia è un paese anche così, però alla fine mi ritrovo che guardo queste 4 menate in televisione, a parte qualche contenitore più potabile, a parte qualche giornalista sicuramente degno di questo nome, ci sono, per carità, non voglio qua, anzi noi in Vigilanza Rai stiamo cercando, adesso vi dico anche cosa facciamo poi nel pratico, però stiamo cercando di difendere i giornalisti dal precariato, perché chi è precario è ricattabile, quindi è chiaro che chi vive in partita IVA come collaboratore così difficilmente farà delle decisioni di alto, insomma, rigore morale, perché è ricattato. Io non me la sento di dare dei giudizi, a volte sì, di fronte a certe cose sì, però nella media della vita quotidiana mi rendo conto della situazione in cui vivono moltissimi, e quindi dico, non è credibile che dopo tutti questi anni noi ci troviamo un popolo che prende, va su internet e si informa. È molto più facile questa situazione qua in cui si va in TV, si dicono 4 cose, la gente non attiva il cervello perché è stanca, quindi le basta la Picerno, la Bonafè, Ciletti che tira il libro a capanna, fanno queste sceneggiate qua, no? E lì si costruisce l'unica opinione reale del popolo italiano rispetto alla politica, che poi è una politica molto simile, superficiale anche lì, anzi io dico sempre che il proiettore va spostato dal palcoscenico della politica romana alla politica locale, perché è lì che nasce il Movimento 5 Stelle. Voi dovrete aiutare tantissimo i consiglieri della città, dei vostri paesi, i consiglieri che riusciremo sicuramente a vendere in regione, perché noi parliamo di lì. Se il cittadino non si alza la sera e fa questo sacrificio, o di andare a una riunione, o di occuparsi in consiglio di circoscrizione, nei consigli dei municipi, a seconda insomma di dove siete, dove abitate, perché i politici poi cambiano atteggiamento quando vedono lì la gente che li guarda, cambiano atteggiamento perché hanno paura, perché fino adesso sono vissuti con questo sistemino qua, con questa informazione qua e questa enorme macchina di disinformazione di massa che sono la TV e i giornali. Allora, penso di aver finito il mio tempo a disposizione, infatti me lo dice. Concludo dicendovi quello che abbiamo realmente fatto, perché spesso ci dicono anche, ecco, con Roberto Figo in Vigilanza Rai, certo che potreste fare di più. Probabilmente sì, ma io vi assicuro questo. Quando siamo arrivati giù abbiamo trovato dei ministeri in Parlamento e in Rai, che è una società partecipata, controllata dalla politica da decenni, da più di 30 anni, e abbiamo trovato dei settori completamente infiltrati, da gente che è stata messa lì in decenni, quindi cambiare non è facile. Abbiamo chiesto la trasparenza su tutto, la trasparenza è il primo meccanismo con cui io coinvolgo tutta la popolazione e chi lavora in quel settore nel valutare i dati di quell'azienda. Non mi hanno dato nulla, siamo fermi con la Corte dei Conti che sta ancora aspettando di dare l'ok alla Tarantola di darci questi dati, ma io ho chiesto tutto, le fiction che vedete in TV, che tra l'altro siamo riusciti a fermare le delocalizzazioni, perché pensate delocalizzano anche quelli, anche lì c'è un lavoro di in qualche modo manipolazione delle opinioni. Quando voi vedete una fiction di Olivetti, no? Tanto vi fanno vedere il grande imprenditore che non ne abbiamo più, perché stanno morendo tutti, quelli onesti perlomeno, quelli che veramente fanno ricchezza, lavoro, no? Nella società. E in Veneto voi sicuramente avete un panorama privilegiato, almeno lo era, poi anche adesso il Veneto comincia a avere i suoi problemi. Però quello che voglio dire è che appunto anche le fiction, questa qua di Olivetti è stata delocalizzata, l'hanno girata all'estero, con soldi pubblici, 1,7 miliardi prende la Rai di soldi pubblici, mica bruscolini. Poi ci vediamo le Maggioni, Rai News, io quando vedo la Maggioni voglio privatizzare, voglio venderla. Facciamo anche noi ogni tanto e ci vediamo una che ci dice che sei congelato non fai niente, che non vali niente, che era meglio che stavi a casa, dopo che hai tutto il giorno hai vomitato e denunciato cose su questi 4 arraffoni. Bene,
quindi la trasparenza non ce l'hanno concessa, ce l'hanno concessa in parte perché poi pian piano riesce a ottenere, tra l'altro sono bravissimi a non far vedere che noi abbiamo un'incidenza, perché noi ce l'abbiamo, ma sono bravissimi a nasconderla, per cui a te ti sembra sempre che, come dicono a Roma, ieri in balsa, no? Cioè non riesci a penetrare. Abbiamo fatto risparmiare un sacco di soldi ai cittadini, e vabbè, questo era il minimo. Abbiamo denunciato determinati scandali come quello della CL, che la RAI pagava CL per mandare 700.000 euro, mica bruscolini. Abbiamo fatto un nuovo contratto di servizio che giace adesso in un cassetto del Mise. Abbiamo fatto decine di esposti e interrogazioni in merito al fatto che anche lì adesso c'è un nuovo sito, si chiama www.opentg.it, che ha realizzato Roberto Figo col suo staff, molto bello, molto importante, dove voi vedete delle infografiche facilissime e si vede che Renzi è al 60%, poi voi dite, vabbè, lo so da me, si accende la TV, c'è Renzi, quindi, però lì ci sono le prove, sulla base di queste prove Agicom ha dichiarato che Renzi era sovraesposto più volte, adesso ne abbiamo fatta ultima per Mediaset. E allora quando uno vede quello, e sapete chi controlla l'Agicom, l'autority che controlla le comunicazioni, è in mano a Berlusconi, quindi noi ci troviamo di fronte a veramente un apparato che da bonificare serve tempo. Tra l'altro la RAI sta crollando adesso, perché anche lì probabilmente vogliono venderne dei pezzi, ci hanno venduto le antenne, quelle di Rai Way, ed è il momento giusto per cercare di liberare degli spazi da loro. Noi non potevamo logizzare, perché come vi dicevo prima, poi ti dicono, ah beh, ma anche tu sei venuto qua fuori politici dalla RAI, poi ti prendi un canale, non puoi. Devo dire che col senno di poi uno ci pensa un attimino, perché sono stati veramente 2 anni duri, ma adesso è un buon momento, è un momento fruttuoso, perché potremmo forse ottenere qualche cosa, almeno denunciare. Guardate, con questa chiudo, notizia dell'altro giorno, Verro, consiglio di amministrazione della RAI, in quota PDL, un consigliere del consiglio di amministrazione, che era uno di quelli che mandava le lettere a Berlusconi, perché questo consiglio di amministrazione tra l'altro c'è da prima, dal 2010 che c'è, quindi da prima di Monti. All'epoca c'era la sinistra sulle barricate che diceva vergogna, avete 3 TV, controllate tutto, i media, qua là. Avete notato che da Monti si sono zittiti tutti? Le larghe intese. Ma certo, questo consigliere allora è venuta fuori una lettera del 2010 che scriveva a Berlusconi, diceva guarda, io proprio il report non te lo posso presalire, non te li posso cancellare perché non ce la faccio, no? Pensate voi quale paese un politico usa uno per zittire, e la RAI e la sinistra era sulle barricate. Lo stesso consiglio di amministrazione c'è tuttora. Il Movimento 5 Stelle in merito alla legge Gasparri non ha neanche un posto nel consiglio di amministrazione, che sarebbe eletto dalla vigilanza, quindi dal Parlamento, da parlamentari, e è venuta fuori questa lettera e stanno tutti zitti. Stanno tutti zitti. Ma come, scusami, prima con Berlusconi c'era la stessa cosa, eravate tutti lì girotondini, tutti a far casino, e adesso quando il Movimento 5 Stelle dice è un'informazione schifosa perché è in mano alla politica, controllata da 2 tra l'altro che ormai sono pure alleati, voi state zitti? Sì, è così, stanno zitti. Allora, veramente, io vi chiedo di spegnerla. Vi chiedo di spegnerla, a meno che quando non c'è, perché poi aumentiamo... Sì, poi aumentiamo l'audience. Quando vai di Battista, alla taverna, si raddoppiano. Se non si raddoppiano quasi, un programma come, non so, dov'è che siete andati recentemente? Da Ballarò? Ballarò cosa fa? Il 6 più o meno? Ma anche di meno, la metà dell'anno scorso, tra l'altro, perché stavano morendo. Poi ci andiamo noi e dicono, questo ho capito un po' anche il problema. Però io lo faremo lo stesso. Però mi ha portato 2-3 punti percentuali, solo in quei 10 minuti lì. Tra l'altro sono furbi, lo annunciano all'inizio del programma, così la gente sta lì attaccata. Ma adesso lui twitterà, lo prende come impegno, lo prendono come impegno, va di onda e voi li attaccate, così almeno gli diamo solo 10 minuti. Anni, 85 quest'anno, ha un account su un social network, usa internet, mi ha fatto una K80 ma ho reso un uomo libero, fatelo anche voi.
Qui in Veneto lo facciamo molto spesso, noi ci mettiamo la faccia, lui è come me, è un imprenditore. Quello che ci ha messo la faccia 2 volte, primo perché quando ti metti in gioco, crei qualcosa del tuo, crei un'impresa, ci metti veramente del tuo e non lo fai per soldi, lo fai perché ci credi in qualcosa. E la seconda, ci ha messo la faccia come candidato al Presidente della Regione Veneto col Movimento 5 Stelle. Giovani così ne abbiamo bisogno davvero tanto. Jacopo Berti. Grazie di essere qui e grazie di credere con me a questo sogno per un Veneto che vuole cambiare. Partiamo da un presupposto. Oggi siamo fortunati, oggi abbiamo persone in Parlamento che ci rappresentano in una maniera incredibile, che portano avanti delle battaglie che ci siamo sognati in questi anni. Bene, ma io penso sempre una cosa, io penso che, è vero, vogliamo cambiare il mondo, lo vogliamo cambiare tutti, ma solo chi è così pazzo da pensare di poter cambiare il mondo, alla fine lo cambia davvero. E noi questa vena di follia, se volete, ce l'abbiamo, l'ha detto giustamente prima lui, io ci provo, tutti vanno all'estero, tutti dicono che è giusto andare via, emigrare, tanto non cambia niente, questa frase, quante volte l'avete sentita? Eccolo qui, io resto per cambiare, lui resta per cambiare, noi restiamo per cambiare. Io ho un sogno dentro di me e oggi lo voglio condividere con voi perché so che è lo stesso sogno di un Veneto, è un Veneto dove i cervelli arrivano e non partono, è un Veneto dove chi lavora e chi produce è premiato e chi ruba invece è escluso, è un Veneto che è il leader per la produzione industriale, come dicevamo prima, questo ruolo che abbiamo perso nella tutela della persona, del territorio, la tutela del nostro territorio. Abbiamo tutto in Veneto, abbiamo la laguna, le montagne, il lago, tutto abbiamo, tutto, e lo stanno distruggendo, ce lo stiamo lasciando distruggere però, perché questi non sono dei conquistatori venuti da Marte che ci hanno invaso con la forza. Questi qualcuno li ha votati e adesso tocca a noi. Allora io ho questo sogno di questo Veneto, abbiamo 3 mesi per raccontare alle persone qual è il nostro sogno. Io sono fortunato, lo ammetto, sono fortunato perché ho la possibilità di poterlo raccontare a tante persone tutti i giorni, di poter magari entrare anche nelle case delle persone con la televisione, questo strumento di cui parlavamo prima, che però serve anche per parlare a chi non è come noi, come voi, che ha la voglia di informarsi, di venire qui, di ascoltare, di divulgare, di raccontare, di cambiare. Io ogni giorno parlo con queste persone hanno perso la speranza, questa è la verità, ed è questo che ci hanno portato via. Perché è pieno di astensionisti secondo voi? Perché ci hanno rubato la speranza, perché ci fanno credere che non contiamo nulla. Questa è la verità. Ma invece noi siamo la maggioranza. Noi siamo i veneti, quelli che si alzano la mattina, quelli che si tirano sulle maniche, che vanno a lavorare, che pagano le tasse, che si prendono le musate. Questi siamo noi. Non quelli che rubano e si mettono nelle ville dorate e adesso vediamo in questi giorni si stanno spartendo le poltrone. Abbiamo visto adesso la Lega Nord si spartisce, giornate piene di giornali dove dicono no, lui va con quello, va con quell'altro. Oh, ma siete pagati per amministrare la nostra regione? Cosa state facendo? Vi state spartendo i posti, questo state facendo, perché vi siete appena spartiti il denaro, destra e sinistra uguali, tutti uguali. Una regione che Zaia dice di essere il grande protettore dei veneti, lui il paladino. E cosa succede nel frattempo?
Succede che condannati, Marchese del PD, Galan di Forza Italia, destra e sinistra, tutti uguali, continuano a essere pagati dalla regione. Ma lo sapete che ci sono le leggi? Perché ci sono, che dicono che queste persone non potrebbero prendere i soldi, ma non le applicano, non le applicano. Ma vi dirò di più. Ci sono anche delle leggi che gli permettono di prendere i soldi. Ma allora, siamo andati sotto casa di Galan un mese fa e siamo andati a ricordargli che noi vogliamo le sue dimissioni perché solo lui può rinunciare a quei soldi, perché le leggi che si sono fatti questi signori sono delle leggi, è vero, è legale che loro prendano questi soldi, è vero, ma secondo voi è onesto che li prendano? Bene. Oggi cosa vogliono questi signori? Oggi questi signori sono qui che dicono, che vengono a chiedere il voto ai veneti, sono qui che dicono no, ma adesso noi metteremo a posto questa regione. Cioè, avete rubato fino a ieri, avete distrutto tutto, avete messo sul lastrico una regione e adesso dite che metterete a posto tutto. Cioè, io non ho capito, per carità, io non capisco tante cose, però, cioè, spiegatemele. No, spiegatemelo, perché adesso qua, non so se conoscete, c'è un signore che lavora qua vicino, si chiama Flavio Tosi. L'avete mai sentito? Purtroppo. Ok, no, perché magari lo conoscevo solo io. Allora, questo signore ha un vice, giusto? Cosa è successo a questo vice, lo sapete? Quanto ha preso? 5 anni ha preso, 5 anni. Quindi il mio braccio destro prende 5 anni, io non sapevo niente. È come Zaia, non sapeva niente lui non sapeva, porca miseria, su insaputa, hanno rubato, che sfortuna. E adesso pare, e dico pare, che questo signore che lavora qua vicino, questo Flavio Tosi, che non sapeva nulla di queste infiltrazioni mafiose nel suo comune, andasse anche a cena con questi signori. Pare che andasse in Calabria direttamente con questi signori, ma e questo a domicilio, cioè a domicilio ci andava, non sapeva niente, non sapeva che era Calabria, non sapeva con chi era a cena. Allora io dico, e questo signore sapete cosa vi sta chiedendo oggi? Vi sta chiedendo più potere, vi sta chiedendo di essere lui ad andare a governare in regione, perché non gli basta aver fatto quello che ha fatto, non gli basta aver portato queste persone a Verona e in Veneto, non gli basta mai, a tutta questa gente non gli basta mai. E l'unico antidoto sapete qual è? Siamo noi. Prossimi 3 mesi lo dovremo spiegare a tutte le persone che oggi non hanno più speranza, perché sono loro che hanno bisogno di noi, che hanno bisogno del nostro messaggio, che hanno bisogno di persone oneste, che hanno bisogno di persone che non hanno precedenti penali, che non hanno nessuna lobby alle spalle, che hanno bisogno di gente che ha voglia di lavorare, di gente che ha voglia di mettere a posto questa regione, di entrare in regione e fare quella profonda pulizia. Quindi, al di là di tutto, al di là delle idee, ognuno può avere la propria idea, il proprio credo, giusto o non giusto, questo è un momento di emergenza, rendiamocene conto, questo è un momento di profonda emergenza, e questo vale per tutti, nessuno escluso, e questo è il momento in cui una comunità come noi si stringe forte l'un l'altro e capisce che c'è un solo obiettivo verso cui correre. Questo obiettivo lo dovremo percorrere tutti assieme, perché dovremo entrare in regione e dovremo entrare non solo con dei consiglieri, ma dovremo entrare con 28 consiglieri, ovvero vorrà dire vincendo per questa regione.
questo che noi vogliamo. Che regione vogliamo noi? Quella di Zaia che sa portare queste persone, quella della Moretti che si porta dietro il TAV, si porta dietro la Moretti, distrugge il territorio. Questo sta facendo. Si porta dietro gli inceneritori, lo sappiamo. L'estetista. Le frittelle, tutto. Le frittelle. Allora, ripeto, io so cosa voglio, ma sono sicuro che so anche cosa volete voi, perché è la stessa cosa che tutta questa comunità che è qua dentro, ma soprattutto tutte le persone che sono fuori, e vi ripeto, che in questo momento non ci ascoltano, ma non perché non ci credono, perché loro, gli altri, gli hanno spento la speranza. È il nostro momento adesso. Quindi io vi chiedo, quanto lo vogliamo? Quanto lo vogliamo questo Veneto? Lo vogliamo sì o no? Sì. Adesso, 3 mesi ci separano da questo grande sogno. Adesso è arrivato il momento proprio di serrare le fila, di andare dritti verso l'obiettivo. Mi raccomando, lo dico a tutti. Abbiamo bisogno di tutti, io do il 150% di me stesso, io ci sto mettendo tutto me stesso in questa campagna perché, non lo nego, in un certo senso lo faccio anche in maniera un po' egoistica, perché io dico questa è la mia ultima chance come ragazzo, come persona che vuole rimanere su questo territorio, ma lo faccio per il movimento, amo tutti, voglio bene a tutti, però ragazzi, siamo anche noi come persone, ci rendiamo conto di dove stiamo rischiando di andare a finire? Facciamolo anche per noi, per la nostra famiglia, per noi per primi. Mettiamoci in gioco. Mettiamoci in gioco tutti. Perché non si può aspettare che arrivi qualcuno, che arrivi Gesù Bambino e ci porti un nuovo governo della nuova classe politica. Siamo noi la classe politica. Siamo noi che dobbiamo decidere cosa vogliamo. Perciò per quello vi dico, da oggi fino a maggio, sulle maniche tutti quanti, iniziamo a lavorare nel nostro piccolo, ogni giorno qualcosina, ma tutti noi dobbiamo fare qualcosa 90. per riportare, anzi per far diventare il Veneto la prima regione a 5 Stelle. Grazie a tutti. Bravo! Dentro ci fosse solo una decina di Siamo persone. sempre in Veneto. Io l'anno scorso avevo detto, prima delle elezioni europee, avevo dimostrato in un po' di tempo tutte le vittorie che abbiamo ottenuto stando all'opposizione. Solo stando all'opposizione abbiamo portato a casa un sacco di cose che non voglio ridirvele ancora perché sono davvero tante. E avevo anche detto, sapete che c'è? Io mi sono rotto di stare all'opposizione. Abbiamo dimostrato che sappiamo benissimo governare le cose. E oggi vi presento uno che le governa davvero. Restiamo sempre in Veneto, è un po' in ritardo, ma è il nostro sindaco di Mira, Alvise Maniero. Ah sì, lei che lo vede. No, allora, io vi ringrazio anche dell'introduzione e ci tengo a riportare 92. una cosa che era stata detta. Noi governiamo, no? A tutti gli effetti Mira è un comune ai confini con Venezia, confiniamo proprio con Venezia, siamo 38.000 rotti, quasi 40.000 abitanti. È una cosa terrificante, governare io non so mai se augurarlo a meno, anche a Jacopo adesso ed è paradossale perché quello che ha detto Jacopo, guardate, c'è un bisogno disperato persino di noi, scusate, io lo dico con tutta l'umiltà, cioè di persone che non è che abbiano fatto dei frattocchi e un particolare corso di preparazione, un master in business administration, non lo so, ma è vero quello che ha detto, servono delle persone, per carità, dedite, disposte a faticare fino alla fine, di buon senso, va bene, ma soprattutto oneste.
Io vi dico quello che diciamo tutti i giorni e un po' che cosa significa governare un comune, cioè cercare di fare del proprio meglio per i cittadini. Vi faccio un esempio che viene anche c'era un bel racconto, si chiama 10 piccoli indiani, era quel racconto giallo in cui ci sono 10 personaggi, poi misteriosamente nella notte, puff, uno sparisce, un altro sparisce, un altro sparisce. Allora, un sindaco per servire bene i suoi cittadini deve avere a che fare, deve relazionarsi anche con tutte le altre autorità, anche superiori. Per esempio la Regione Veneto, è difficile non parlarne stasera, noi per tutta una serie di questioni dovevamo incontrare le massime autorità della Regione Veneto e quindi per esempio alcuni assessori regionali, uno di questi era Chisso, Renato Chisso. È stato un po' uno shock perché dopo una serie di riunioni vado per incontrarlo ma l'avevano arrestato. Ma pazienza, insomma, non importa, abbiamo tanti altri problemi da seguire per cui non è che perdi tempo, hai solo l'imbarazzo della scelta. A Mira abbiamo 500.000 di metri cubi e ceneri di pirite, una discarica terrificante, più una quantità di idilliaci campi che coprono una quantità innumerevole di fusti che provengono un po' da tutte le parti con sostanze innominabili. Ecco, incontravamo a un tavolo tecnico specifico, sempre diciamo di carattere regionale, i massimi tecnici regionali, di cui uno di questi appunto era un ex dirigente, era un dirigente. Anche qui un bel giorno dobbiamo fare la riunione, ma anche lui è stato arrestato. Non importa, lasciamo stare. Restiamo tra comuni perché abbiamo capito che lì abbiamo qualche difficoltà. Voi sapete che... No, infatti a un certo punto ho detto sono io che porto sfiga. Cioè... Qua. Abbiamo detto vabbè, ci teniamo bassi, rapportiamoci tra comuni. Abbiamo il tema della città metropolitana. Voi sapete che alcune città in Italia adesso cambieranno completamente il sistema di amministrazione, spariranno tra virgolette le province, in realtà rimangono ma fanno finta di sparire e cambia il sistema, cioè il sindaco della città metropolitana, il sindaco del capoluogo alla fine diventa una sorta di governatore provinciale, non eletto però dai cittadini della provincia, se lo elegge solo il capoluogo. Quindi, per esempio, uno degli ultimi poteri che è rimasto al sindaco, che è quello della pianificazione territoriale, prima Jacopo aveva parlato proprio di questo, la qualità e l'attenzione del territorio, la difesa del nostro paesaggio, che è un valore. Questo è uno degli ultimi poteri che resta ai sindaci, che ormai sono esautorati di tutto e sono degli esattori che eseguono gli ordini di un mandante che è il governo, che ti dice tu quest'anno tagli 500.000 euro su questi servizi, fallo, possibilmente prenditi la colpa. Siamo corsi subito da quello che doveva essere in pettore il presidente della città metropolitana, cioè il sindaco di Venezia, Giorgio Rossoni. Un calo da scuola. Volevamo dirgli che non eravamo purtroppo hanno arrestato anche lui. L'ho messa per ridere perché forse è bene che un po' ci ridiamo, ci resta più energia da fare. Però rendiamoci conto che una schifezza del genere, cioè un governatore provinciale che non è eletto dai cittadini della provincia, è stata ritardata in Veneto, nella provincia di Venezia, non perché la legge ci si renda conto che è sbagliata, che non serve, che non è rappresentativa, che è tutto il contrario della democrazia diretta o comunque dell'idea di controllo, possibilità di controllo amministrato-amministratore, cioè chi eleggo deve essere un mio dipendente in senso buono, cioè io devo controllare il suo operato, devo poterlo ragionevolmente dirigere, monitorare, valutare i risultati e poi anche di conseguenza. A Venezia il magistrato delle acque ai tempi della Serenissima lo presentavano alla folla e dicevano Vardeo, Peseo e se sbaglia Picheo, guardatelo, valutatelo e se sbaglia. Questo deve essere la città metropolitana da noi è ritardata di 6-8 mesi perché hanno arrestato quello che per diritto ne sarebbe stato presidente, quindi è veramente angosciante la cosa. Avvisa che devi incontrare Renzi. No. Vabbè, Pellegrino. Cazzo, le compagne. Siamo tutti i giorni con i cittadini. L'ufficio del sindaco guardate una via di mezzo tra il confessore, il barbiere, uno psicologo, c'è gente che ti viene a parlare di qualsiasi cosa, giustamente è un onore poter raccogliere e cercare anche di
di razionalizzare queste istanze. Però per esempio uno dei problemi che ho come sindaco, io probabilmente sono un po' ingenuo, e quando il governo mi dice una cosa io pure gli credo. Per esempio Renzi aveva detto qualcosa riguardo alle cosiddette centrali di committenza. Cos'è che sono queste creature? Sono il sistema secondo il quale si organizzano gli acquisti nel paese. Ogni volta che un ente pubblico ha bisogno di un servizio, un bene, qualsiasi cosa, va bene? Dalla siringa al servizio di pulizia, deve comprarlo attraverso una centrale di committenza. In Italia abbiamo qualcosa come